È arrivata la nave con il primo carico di sabbia prelevata dal porticciolo di Siculiana Marina che permetterà il ripascimento della spiaggia di Eraclea Minoa. Siamo felici, ha scritto su Facebook il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, di informarvi che questo pomeriggio sono ufficialmente iniziati i lavori di ripascimento del litorale di Eraclea Minoa. Il duro lavoro, la sinergia tra le amministrazioni e le associazioni, dice, hanno portato a questo grande risultato. E poi continua, rimarremo vigili nel proseguimento dell'intervento. Il ripascimento inizia dopo l'ultimazione dei lavori per la realizzazione di 3 pennelli costituiti da massi ciclopici. Il tratto di litorale che verrà recuperato procede da Capobianco verso est per una lunghezza di circa 2 km e comprende anche il boschetto che si trova a pochi metri dalla spiaggia.